Controllati oltre 40 frontoi della provincia da parte dei carabinieri, 5 le denunce per irregolarità della gestione dei rifiuti. Con l'avvio della campagna olearia, le compagnie del Comando Provinciali di Agrigento, supportate dal Centro Carabinieri Anticrimine Natura e dal personale dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente, hanno condotto un'incisiva attività di monitoraggio eseguita nei confronti di oltre 40 frontoi ubicati nell'intera provincia, un'attività di controllo che ha determinato la denuncia in stato di libertà a carico di 5 titolari di impianti ubicati nei comuni di Favara, Sciacca, Menfica, Altabellotto e Ribera, ritenuti responsabili dell'esito degli accertamenti eseguiti di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Nel corso dell'attività investigativa sono state verificate sia le certificazioni autorizzative necessarie per lo svolgimento dell'attività di molitura delle olive, sia la corretta assunzione di manodopera da destinare a tale attività. Particolare attenzione da parte dei militari dell'Arma è stata rivolta al giusto stoccaggio e al successivo smaltimento delle acque di vegetazione, quale scarto della lavorazione delle olive, considerato un rifiuto speciale in quanto altamente inquinante. Nella circostanza è stato infatti accertato dai carabinieri che le attività perseguite hanno sversato tali rifiuti nel corpo idrico superficiale, quali fiumi e corsi d'acqua circostanti, con alto rischio di inquinamento delle falde del mare. Sono state inoltre ispezionate 8 autocisterne dedicate al trasporto delle acque di molitura e inflitte sanzioni per oltre 45.000 euro per illecito utilizzo in campo agricolo delle acque di vegetazione. I soggetti deferiti inoltre hanno l'obbligo di ripristinare e bonificare i siti contaminati.